Allora, questa storia parte dal 2014 sostanzialmente, dove io e altri due collaboratori che sono Enrico Cervo e Pierluigi Varago, decidiamo di gestire la pista di Fener, la pista verde, che abbiamo gestito fino all'anno scorso, e parte questa avventura da gestori di una pista di modellismo. C'è da dire che fino dal 2004 era stato, pensata di fare una pista qui a Borgo Valbelluna a Lentiai, però non c'erano le condizioni, gli anni non erano pronti, e tutto si traduce che il mio migliore amico, nonché il vicepresidente attualmente a Preal PRC, parlando con il sindaco di Lentiai, prima che ci fosse la fusione dei comuni, gli paventa questa idea di una pista e inizia a materializzarsi la possibilità di costruirla qui a Lentiai. Da lì parte tutto un iter tra documenti, prove, tutto quello che ovviamente le autorità ci chiedevano per poter realizzare questo nostro sogno, che è un sogno che abbiamo fin da bambini, e arriviamo a oggi, che è il primo giorno di apertura della nostra nuova pista che si chiama My Candy Arena ed è a Lentiai in Borgo Valbelluna. Ma le serie principali che abbiamo sempre seguito anche quando eravamo giù sulla pista verde di Fener sono quelle dell'1.8 pista, l'1.10 Touring e il GT, che anche lì c'è sia la categoria nitro che sia la categoria elettrico, e dal prossimo anno ho la volontà, ho il piacere anche di poter fare un campionato per l'elettrico prototipo, che si chiama Type C, si chiamerà questo campionato, dedicato alle auto elettriche Pancar, per lo specifico, 235 mm, quindi sarà un campionato come avevo fatto 6 anni fa, adesso non mi ricordo, per l'F1 Series, un campionato dedicato a questa categoria, che però abbia anche un contorno importante, quindi con un punteggio, con delle premiazioni fatte un po' a regola d'arte, un po' particolari, e così per attivare un po' una categoria nuova anche per utenti che vogliono cambiare dalle solite categorie. La pista ha delle specifiche tecniche, parliamo di lunghezza di tracciato 335 metri di sviluppo, larghezza minimo 5 metri nella parte più stretta, e box, i nostri box possono ospitare fino a 110-120 piloti, sulla struttura box, ampliabile fino a 250 piloti, e cronometraggio ufficiale della MyLapse, con un cronometraggio di backup e un intertempo, ci permettono di avere le specifiche tecniche per ospitare un mondiale, che è la massima serie nostra. La pista poi si sviluppa in un'area di 9.000 metri quadrati, concessa appunto in quest'area sportiva concessa a noi dal demanio, dove appunto è stato realizzato sia un parco per poter accogliere anche i familiari dei piloti, sia i bagni, sia il parcheggio, sia una piccola anche area sosta camper, dove chi viene col camper può sostare qui qualche giorno e usufruire del nostro impianto, insomma. Io spero di arrivare entro il 2025 a avere un 110-150 tesserati, per poi ospitare anche delle gare più importanti, quindi si sta parlando di gare europee, e siamo in lista per il 2027 per il mondiale 1.8 pista nitro. Oggi abbiamo appunto aperto l'impianto all'utilizzo dei nostri soci, per noi, per poter capire se tutto quello che avevamo fatto funzionava come credevamo. L'apertura ufficiale della pista è stata posticipata a marzo, dove faremo l'inaugurazione ufficiale con le autorità, con tutti quelli che interverranno. Credo ci sarà anche appunto la banda del paese a supportarci. Faremo anche una piccola cerimonietta con il nostro parroco, che ci dà un po' di benedizione, che ne abbiamo sempre bisogno. E per quello che riguarda il sacrificio, devo dire che è stato un grande sacrificio, ma soprattutto spendo una parola per Andrea Rigoletto, che per tutto il tempo che ha dedicato a seguire le maestranze, perché come potete capire una maestranza che viene qui, un'azienda di asfalti, un'azienda edile,
non può capire le esigenze di una pista, bisogna fargliele capire, e nel momento in cui le capiscono ti realizzano le opere come le vogliamo fatte noi, perché ci sono appunto delle specifiche da rispettare. E questo tempo di star, diciamo, a contatto con i lavoratori e spiegargli passo passo le esigenze che avevamo, l'ho fatto per il 90% Andrea, e quindi è grazie a lui anche che tutto quello che abbiamo funziona come sta funzionando, insomma. È stato un sacrificio abbastanza anche lungo perché ormai 3 anni che abbiamo iniziato i lavori a pieno ritmo. Saranno 2 anni, però anche a livello burocratico saranno 6 anni, 5 che abbiamo, da quando abbiamo intrapreso questa avventura con Michele, e ho portato avanti il progetto poi io, e non è mai stato facile qui, soprattutto nella provincia di Belluno, che per quanto sia una provincia fantastica ha ovviamente le sue regole e le sue limitazioni, che però abbiamo rispettato appunto per riuscire a creare una pista come questa che possa comunque, oltre a soddisfare tutte le nostre esigenze, anche ad essere una pista in regola con tutto quello che riguarda le leggi della provincia di Belluno. Quando ho iniziato a fare tutto questo contorno di giardino per le famiglie, appunto, è stato un po' non dico un miraggio, ma qualcosa un po' di particolare, perché qui l'area non era perfetta, ovviamente abbiamo dovuto bonificarla e abbiamo portato un'area che prima poteva essere un'area boschiva, un'area dove c'erano anche alcune cose di discarica, diciamo, a portare appunto un luogo, uno spazio dove, oltre a essere pulito, portare le famiglie che una volta che vengono qui possono anche staccare un attimo da quello che è il modellismo e leggere un libro, mettersi tranquilli, in tranquillità, praticamente in relax. Su www.mycandyarena.com trovate tutto quello che serve. Abbiamo anche la pagina Facebook e le pagine social, Instagram e quant'altro, sempre con My Candy Arena, e entrate e trovate subito tutto quanto, c'è spiegato tutto. Chi vuole venire qui sostanzialmente fa una tessera socio, che è la classica tessera dove abbiamo anche l'assicurazione e c'è tutto quello che serve anche per la tranquillità di chi interviene e utilizza il nostro impianto. Dal prossimo anno ci sarà anche la possibilità di fare la tessera annuale. Noi ci appoggiamo alla WISP, che è un'associazione nazionale anche affiliata al CONI, che ci permette appunto di gestire in sicurezza gli impianti. Dopodiché la cosa bella è che poi il prossimo anno partirà anche l'Academy, e l'Academy vuol dire prendere per mano i ragazzi di una certa età, parliamo di ragazzi giovani, 12-13 anni, e fargli conoscere il nostro mondo, dalle notizie teoriche, che possono essere anche la nomenclatura delle parti della pista, dal cordolo alla corsia box alla pit lane, fino alla prova pratica in pista, dove utilizzeranno le macchinine e impareranno a guidare seguendo il tracciato. Il progetto è semplice, ma allo stesso tempo sarà sicuramente molto impegnativo e anche avrà le sue difficoltà, perché stiamo parlando di un'academy dove entrare nelle scuole, fare delle lezioni tra virgolette non private, però dedicate al modellismo dinamico, sia a scoppio che elettrico, per poi riuscire a portare questi ragazzi qui delle scuole medie ed elementari di Lentiaim e il Borgo Valbelluna, praticamente, che c'è anche Tricchiana, portarli qui in pista a provare un qualcosa che magari potrebbe essere qualcosa di diverso da quello che propone un po' la routine della nostra provincia, che comunque sono sempre sport belli da fare sicuramente, come il calcio, come la pallavolo, l'atletica, il judo e tantissimi altri sport, però un qualcosa di diverso che possa portare qui i ragazzi a stare all'aria aperta e anche a iniziare a capire un po' e imparare la manualità che un po' si sta andando a perdere con l'uso del telefonino e queste cose.
vi aspettiamo. Chi ha voglia di venire a divertirsi e chi ha voglia anche di venire a vedere cosa facciamo è benvenuto qui da noi, sempre e comunque. Da parte mia, io sono Michele Dalla Piazza, il presidente, da parte di Andrea, che è il vicepresidente, e di tutta la Prealpi RC che gestisce la My Candy Arena. Per tutti gli appassionati l'augurio è già, appunto, tanti sono qui e tanti verranno qui, quindi è già qualcosa. Per chi non è appassionato, invito tutte le persone a venire a vedere o una gara o comunque una giornata di prove, perché abbiamo anche una zona, appunto, dove c'è la musica, dove ci sono belle persone da frequentare.